professor Maggi. Buongiorno Renzo, ben ritrovato sempre qua a Taglio di Po. Allora siamo BG Bar. BG Bar, lei è sempre in forma? Abbastanza, poi ci ospitano, sono amici che ci ospitano. Lei Ringraziamo la signorina Beatrice che ha anche abbassato la musica per noi. Grazie. Grazie bravissima. Beatrice. Quindi, è spuntato, hai visto? Ho visto, sì. Allora, ieri abbiamo parlato se c'è... Sa che lei è un SF? che spero sia un complimento. Assolutamente, super figo. Thank you very much. Lei è un super figo. Allora, sai di cosa parliamo? Ti volevo chiedere. C'è, secondo me, un aumento preoccupante di ragazzi, e non solo ragazzi, anche persone abbastanza adulte, che si drogano. Questa purtroppo è una grande verità. Purtroppo è una grande verità. Non solo naturalmente nella nostra provincia, in tutta Italia, però c'è un aumento. Poi tra l'altro io che sono figlio degli anni 70, quando si erano affacciati i primi problemi di pere, di droghe, di eroina, eccetera, ritorna ancora l'eroina che sembrava debellata, sembrava che un po' di cultura avesse vietato questo. Oltre naturalmente alla cocaina, che è diventata una droga che è trasversale dai ragazzini di 15 anni. Sì, perché hanno abbassato i prezzi. Ormai sì. La cocaina è come una sigaretta, dici? No, è usata, sì, al costo moltissimo. Però il problema è che stiamo creando una serie di persone dipendenti da sostanze che non è un bel... No, e soprattutto adesso come siamo stati bombardati, e lo saremo ancora nei prossimi giorni, chissà per quanto tempo, da quell'episodio infelice, un assassinio che è avvenuto a Roma di quel ragazzo che sì. È stato ucciso, è stata un'esecuzione alla nuca per il traffico di marijuana ed era, cioè se pensiamo all'entità della cifra, è vero che sarebbero diventati di più, ma erano 70.000 euro di droga, cioè ammazzare una vita per una cifra peraltro così modesta è una degenerazione che indurrebbe non solo i figli e gli insegnanti, ma tutta una generazione a ragionare, ma a fare. Mi permetto di dire però che spesso gli spacciatori che vengono colti, i cosiddetti pusher, vengono colti sul fatto, vengono arrestati la sera e liberati la mattina dopo, più e più volte, anche nella nostra provincia. Cioè tu dici che ha la certezza della pena, che non è solo in questo settore, ma in tanti settori. No, ma in questo vi è una propensione, io non so se perché non lo considero io, ma vi è una propensione da parte della magistratura, non da parte delle forze dell'ordine, ma da parte della magistratura a ritenerlo un reato cosiddetto minore, per cui lo spacciatore il giorno dopo è fuori. Però ti faccio un'altra provocazione. E questa non è una... visto che tu hai citato il caso... altamente diseducativo. Hai citato il caso di quel ragazzo ucciso a Roma per 70.000 euro, eccetera. C'è uno sdoganamento anche del valore della vita umana, e ti spiego. Potrebbe essere che una certa cultura cinematografica, televisiva, parlavamo prima fuori onda di Gomorra, io l'ho visto, mi è molto piaciuto, però questa impunità che questi camorristi hanno a Napoli, che viene sempre esaltata, non è che porti dopo che appunto un ragazzo per 70.000 euro ti uccide una persona senza problemi. Hai ragione. C'è questa induzione al pensare che tutto possa essere lecito, eccetera. Questo non è che non va bene, bisogna fare un'azione di contrasto, un'azione forte di contrasto. E fanno bene le forze dell'ordine quando al mattino con i cani prendono una scuola e ramazzano tutto. E ne trovano sempre. Sì, c'è poco da dire. Effettivamente il problema c'è, non è che sia... No, ai nostri anni si diceva, ma la droga pesante fa male, quella leggera. Tutti quelli che sono arrivati alla droga pesante sono passati, hanno iniziato dalla droga leggera. E non è vero che non fa male, fa malissimo. Uno si vuole suicidare, può fare quello che vuole, ma non esiste il principio per cui la droga non fa male, fa malissimo, rovina il cervello, rovina il fisico, rovina tutto. Quindi
consiglio sarebbe i nostri programmatori televisivi e cinematografici Ragionare. non fare questa esaltazione. Io ho seguito Gomorra, Suburra e poi tutti Sì, sembrano degli eroi. sembrano degli eroi, Sembrano degli ammazzano, si drogano, impuniti, carichi di soldi, poi dopo sai c'è il binomio sesso, droga e rock and roll che Sì, questo era- invoglierebbe Questo era un cantante che si chiamava Yanduri. Bravissimo. Tu sai che qua sono Lei preparato. è preparatissimo. Si chiamava Yandura. Tu sai che Sex, sono drugs and rock and roll. però ecco, questo alone di fascino porta Vero. per me a delle stupidità. Ragazzi, fate tanto rock and roll e sesso se volete, con chi volete, ma non esiste la droga. Il Allora problema io considero non esiste. di fare molto più sesso che rock and roll, anche nonostante faccio musica. Però, comunque ecco, dammoci una regolata, diciamo che perlomeno i canali istituzionali avessero un occhio di riguardo e certe cose non le facessero passare. Certo. E te lo dice uno che non sono assolutamente, penso, bigotto e propenso alle censure, però lì vedo che non porta bene. Perché è aumentato. È aumentato. Grazie Alla per la vostra. vostra attenzione, ci vediamo domani.